Buonasera, bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio informativo dedicato al mondo dello sport, www.venetoglobe.com la nostra web e naturalmente da un paio di settimane, ormai anche qualche cosina in più, sul canale 95 di Caffè TV 24 per le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Vediamo insieme le principali notizie di oggi andando a cominciare dal calcio o dalla Champions se preferite, perché oggi ritorna la Champions League e ci ritorna per la Juventus di Max Allegri. Impegno casalingo contro il Valencia per chiudere definitivamente, così ha chiesto Max, la pratica degli ottavi di finale. In Serie A invece si torna a parlare di bilancio campionato e di vetta con la Juventus che rimane sempre davanti a tutti, anche grazie, diciamo così, allo stop del Chievo che ha bloccato il Napoli in casa al San Paolo per 0-0. Il Milan è stato sfortunato con la Lazio, all'Olimpico è stato raggiunto solo a fine gara per 1-1 con il gol appunto che ha ridato il pari alla formazione di Inzaghi. Per la Serie B le Venete sono andate a fasi alterne, Verona pareggio con il Palermo 1-1, il Cittadella pareggio 0-0 a Livorno, mentre il Padova di Foscarini, la Cura Foscarini, si blocca alla seconda giornata, diciamo così, di tecnico nuovo con il Carpi che è corsaro a Padova vincendo per 1-0. Bene invece Zenga in casa Venezia dove si continua a vincere, ha vinto anche sabato per 2-1 contro appunto il Brescia. In Serie C nel girone B il Vicenza ha perduto nettamente 4-2 dal Sud Tirol, il Rimini di Acori che è andato in panca in queste settimane ha vinto per 1-0 con il Verona e pareggio tra San Benedettese e Triestina. Per quanto concerne invece la Serie D girone C siamo alla 12ª giornata, questi i risultati che si sono avuti domenica a Belluno. Belluno batte Montebelluna 2-1 con la formazione di Checco Feltrin che torna con le ossa rotte dal campo di Belluno e naturalmente dovrà adesso riguadagnare posizioni e soprattutto punti nelle prossime gare. Campodarsego batte Tamai 2-1 con il Tamai con il nuovo allenatore in panchina, Cartigliano San Giorgen 0-0, Charlins Musane Clodiense 0-1, quindi vince la Clodiense, Delta Rovigo e Adriese partita da tanti gol 4-4, Este Union Feltre 2-2, a San Donà di Piave Chions batte San Donà 2-1, a Trento Arzichiampo batte Trento 1-0 e Virtus Bolzano batte Levico Terme 2-1. Adriese al comando con 25 punti, Este a 23, Campodarsego 22, Montebelluna in mezzo al pattuglione di questo girone a punti 17. Chiaramente sull'eccellenza che è il nostro campionato di riferimento e allora andiamo a Nervesa della Battaglia dove si è giocato sabato un anticipo tra Nervesa e Vittorio Veneto, ne è uscita una vittoria del Nervesa per 2-0 dopo però un ottimo primo tempo del Vittorio Veneto e sentiamo proprio il tecnico del Vittorio, Paolo Zoppas. Con Paolo Zoppas resta un po' l'amaro in bocca perché un buon primo tempo, buoni 45 minuti. Sì, buoni 45 minuti, avevamo cominciato bene anche il secondo tempo, abbiamo preso una traversa sul colpo di testa di Babacar e poi abbiamo questa fragilità che preso gol siamo andati in difficoltà e l'espulsione di Agostini chiaramente ci ha reso le cose ancora più difficili e poi abbiamo preso il secondo gol e lì la partita è finita. Peccato perché secondo me fino al vantaggio loro abbiamo fatto veramente una buona partita, ci è mancato il gol e poi è successo quello che è successo. Sì, una squadra, tutte e due le squadre veramente mancavano lì davanti, voi avete fatto un buon primo tempo sicuramente perché anche le trame riuscivano, si giocava. Sì, avevamo preparato la partita in questo modo e ero contento, ripeto, dello sviluppo di come stavano andando delle cose e poi siamo qua sempre a dire gli episodi, però negli episodi sicuramente ci sono degli errori nostri che in ogni giornata ripetiamo e paghiamo caramente. Stampa l'aveva giudicata, ha ragione, una sfida play out. La classifica dice questo, abbiamo perso e quindi per noi si fa
fa dura, però i ragazzi stanno lavorando molto bene durante la settimana. È un peccato che non riusciamo a mettere la domenica quello che mettiamo durante la settimana, però di strada da fare ce n'è ancora tanta e le partite sono tante, quindi c'è sempre la massima fiducia. Si è livellato un po' questo campionato verso l'alto, però, perché davanti combattono, dietro pure a livello uguale più o meno. Sì, è un bel campionato, è molto equilibrato, e se penso che noi 4 dei 7 punti che abbiamo fatto li abbiamo fatti col Mestre, con la Luparense, quindi insomma vuol dire che ce la giochiamo con tutti, abbiamo un po' di fragilità che dobbiamo superare. Eccoci qui con Paolo Zoppas, che abbiamo intravisto nell'oscurità, ma non è la colpa della nostra telecamera, hanno tolto le luci dello stadio, quindi la luce è veramente venuta a mancare nell'ultima parte di questa intervista. Pazienza. E rimaniamo a Nervesa con la luce in questo caso, perché in Coppa Italia avanza solo il Nervesa, che affronterà il Caldiero il 28 novembre in trasferta, mentre il 12 dicembre giocherà al Gipoviani. L'altra semifinale sarà Mestre Montecchio Maggiore. Diamo un'occhiata anche alla promozione, girone D, 12ª giornata, Fontanelle Fossalta 0-0, Giulia Sagittaria Conegliano 0-0, Lovis Spresiano batte ZTLL Sinistra Piave 3-0, a Noventa batte Cornuda 5-2, Prodeco Montello batte Favaro 2-0, Vazzola Opitergina 1-1, Vedelago Città di Caorle 1-1, a Villorba Portogruaro batte Villorba 4-1 e in testa troviamo proprio il favoritissimo Portogruaro con 30 punti, insegue la sorpresa, se così si può dire, del Prodeco Montello, che di punti ne ha 29 a -1 dal Portogruaro. E adesso il basket con il TVB Basket Treviso in trasferta a Montegranaro contro una delle favorite del campionato, oltre alla Fortitudo naturalmente, e inutile nasconderlo anche alla TVB Basket Treviso. La TVB ha vinto in rimonta per 85-81. Oggi andiamo a sentire Max Menetti, coach della TVB, sono immagini fornite dalla società. Coach, serviva una prestazione maiuscola e prestazione è stata. Sì, a dire la verità abbiamo fatto una partita buona, probabilmente in tanti momenti della partita c'è stato un momento dove potevamo prenderla veramente in mano e non l'abbiamo fatto, perché abbiamo fatto e disfatto tante volte, e invece nell'ultimo quarto siamo stati abbastanza cinici e bravi, abbiamo trovato cose importanti da tutti. È una vittoria che ci deve dare la misura A del fatto che stiamo crescendo e B anche del fatto di quanto dobbiamo ancora crescere, perché comunque oggi in campo si sono viste anche tante cose che dobbiamo mettere a posto, quindi testa bassa, lavorare forte. Adesso abbiamo un piccolo allungo della settimana su mercoledì prossimo con Imola e siamo assolutamente focalizzati già da adesso su quella partita. Ma all'intervallo ho detto semplicemente che dovevamo rimanere primo un po' più tranquilli, secondo un po' più concentrati, perché avevamo fatto degli errori, avevamo regalato così delle situazioni a Montegranaro, soprattutto su Corbett che stava facendo una gran partita ed era rientrato e ci aveva fatto veramente male. Niente, dovevamo far meglio tutto e dovevamo interpretare la partita con meno fretta in attacco e con più energia in difesa, e ci siamo riusciti. Questa è una partita che dà la dimensione dell'identità che vuole lei. Ma sì, forse dà la dimensione di quello che vorremmo essere più che quello che siamo in questo momento, però abbiamo fatto un passo in avanti ancora in una partita molto difficile su un campo duro, e quindi questo è importante. Ma no, noi volevamo limitare tutti se ci riuscivamo, ci siamo riusciti a volte, altre volte siamo stati un po' meno bravi, abbiamo fatto troppe palle perse, questo spesso ha aperto loro dei contropiedi, però in generale l'ho detto, sono contento da un lato e dall'altra parte dobbiamo avere veramente la testa bassa sul manubrio. Lei inizio campionato ha detto le grandi vittorie si costruiscono sulle grandi difese, oggi c'è stata una grande difesa. Sì, c'è stata una buona difesa, per me è grande, ancora ci siamo abbastanza lontani ed è quello che sanno anche i ragazzi, perché ormai hanno la consapevolezza di quello che vuol dire essere una grande difesa. Un po' di tremolio, ci scusiamo per le immagini forniteci dalla società, era Max Menetti ai microfoni appunto in questo caso della nostra emittente. Il Ponzano Basket adesso, sempre da un coach all'altro, bene, il Ponzano Basket di Serie A2 femminile al Pala Cicogna sabato sera è riuscito a ritornare la vittoria contro il fanalino di coda Albino, ha vinto 50-49, ma è stata una partita che ha fatto soffrire il pubblico presente fino all'ultimo secondo. Ce ne parla anche il coach di Bergamo, Giuliano Stibiel. Coach, diventa difficile commentare una sconfitta che arriva alla fine di una battaglia con tanti episodi dubbi, con l'ultimo tiro, con l'ultima palla per voi, però alla fine ha vinto Ponzano uno scontro salvezza.
Sì, condivido la tua analisi, nel senso che forse i punti avremmo meritato noi, ma giustamente la pallacanestro non è fatta, non è box, e quindi alla fine nei momenti decisivi sicuramente loro forse sono state più lucide e noi quando magari potevamo mettere una seria ipoteca sulla partita non l'abbiamo fatto. Poi siamo state brave a rientrare, perché se non sbaglio aveva anche -5, -6 a un certo punto. È chiaro che dispiace, perché onestamente oggi secondo me avremmo meritato di vincere, ma insomma, va così. Partita molto, diciamo, sentita, eravate partita molto bene, la squadra girava bene, poi dal secondo quarto Ponzano forse ha trovato un po' più di energia in difesa. Sì, nel senso che secondo me la differenza sostanziale è che nel primo quarto abbiamo subito 9 punti, nel secondo 17, e quindi se noi subiamo 10-12 punti per quarto oggi la partita la vincevamo. Dovevamo tenerli sui 45-46, questa era la prima partita, alla fine per 4-5 punti abbiamo perso. Purtroppo questo è il basket. Era Giuliano Stibiel, coach dell'Edelweiss Fassi Albino. Questa sconfitta pesa un pochino perché rimane fanalino di coda la compagine bergamasca e quindi dovrà lottare fino alla fine per cercare di rimanere in categoria. La Rucker Samve invece nella categoria e nella serie B del campionato maschile è andata in trasferta sul campo della Juvi Cremona. Nell'intervista una settimana fa Marco Mian aveva detto dobbiamo provare a tenere una certa concentrazione, provare a tenere un ruolino positivo. Purtroppo non è stato così, perché è arrivata la sconfitta 88-78. C'è da dire che prima c'è stata un po' l'illusione per gli uomini di Mian che erano davanti, e poi l'amarezza invece della sconfitta in rimonta e in sorpasso per la Juvi Cremona, che alla fine vince 88-78. Passiamo all'Imoco Volley Conegliano, quindi al volley femminile, che domani sera ritorna al Palaverde di Carità di Villorba con una rivincita. Sì, perché ritorna l'Igor Gorgonzola Novara di coach Barbolini, che avrà sicuramente il dente avvelenato per una sconfitta in Supercoppa che non ha digerito, ve lo possiamo testimoniare anche con le parole durante l'intervista. Ritorna Paola Egonu proprio lì, proprio al Palaverde, sotto la tribuna esplose lo scandalo tra virgolette, insomma, mediaticamente parlando. Questo bacio saffico fu riportato su tutti i quotidiani non solo sportivi dopo il coming out appunto di Egonu con la sua nuova fidanzata, appunto la Scorupa. Ecco, tutte queste cose fanno sì che insomma sarà una partita che sarà da vedere. Sarà un turno infrasettimanale di campionato tra Imoco e Igor Gorgonzola Novara, e Santarelli vuole continuare la striscia positiva. Certamente dovrà mettere forse in previsione che qualche set potrà anche cederlo, visto che finora in campionato non ne ha perso nemmeno uno. Benetton Rugby, situazione che dal Sudafrica arrivano delle immagini, arrivano momenti di allenamento, momenti anche di divertimento, per carità ci vuole, e momenti di visita alle località del Sudafrica. Dopo la prima gara, prima sconfitta purtroppo contro i Cheetahs, la formazione dei Leoni va ad affrontare la seconda gara, la seconda franchigia sudafricana, e cercherà naturalmente di portare a casa un risultato positivo. Dovrà anche decidere nelle prossime ore se richiamare qualche nazionale. Sono ben 15 quelli che erano in nazionale a giocare, a farsi rullare terribilmente dagli All Blacks. Vedremo se saranno richiamati in Sudafrica, quindi se dovranno prendere l'aereo e volare in Sudafrica per rinforzare i Leoni del Benetton. Staremo a vedere. Notizie per quanto riguarda il rugby buone da quello femminile, e allora noi ci fermiamo qui. Quello femminile che ha vinto contro Sudafrica con 5 ragazze, con 5 atlete dell'iniziativa Villorba Rugby all'interno appunto della gara, durante la gara. Grande prestazione. È tutto, ci fermiamo qui. venetoglobe.com per quanto riguarda i programmi che potete scoprire e trovare on demand. Sul canale 95 invece digitale terrestre per le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, ripeto, canale 95, Caffè TV 24. A tutti voi, buona serata.